Io sono un veneziano ormai da generazioni e generazioni. Abitiamo in questo appartamento da più di 150 anni. Mia madre è nata in una di queste stanze, mio nonno ci ha vissuto da quando era bambina. Sono sempre vissuto a Venezia e ho amato questa città sin da quando ero giovane, tanto che i miei studi sono sempre stati improntati a studiare quella che è stata l'anima di Venezia. Inizialmente più dal punto di vista archeologico, tanto che la mia triennale è in archeologia. Dopodiché però mi sono innamorato di quella che è stata la Venezia del suo fulgore, del Settecento, la Venezia barocca, ma soprattutto la Venezia ottocentesca, tanto che poi sono passato a storia dell'arte laureandomi su uno dei campi dell'artigianato veneziano che sino agli anni 50 è stato uno tra i più famosi di Venezia, cioè quello del mobile. Mi sembrava una cosa assolutamente normale riuscire a trovare lavoro in campo artistico a Venezia, ma invece non è stato così. Tutti si meravigliano di questa cosa, ma purtroppo per un veneziano, se non si hanno delle spinte piuttosto consistenti, trovare lavoro è un qualcosa di impossibile. Certo, si trova nell'alberghiero, si trova in tutto quello che può essere un lavoro di più umile lignaggio, ma quando si cerca di farsi strada in un campo in cui la baronia detta legge, diventa un qualcosa di veramente impossibile. Tutti si stupiscono di questa cosa, soprattutto perché non potendo trovare quello che mi dava da vivere a Venezia l'ho cercato altrove. Ma non solo, comunque cerco di fare attività che siano di tipo economico, tanto che faccio conferenze gratuitamente per vari musei e ogni volta, ad ogni fine conferenza, tutti mi chiedono cosa io faccio a Venezia. E quando gli dico che non riesco a far nulla, tutti si stupiscono. Mi chiedono: ma come mai non riesci a far nulla? Ma come i tuoi studi sono così innovativi? È un qualcosa di nuovo, è un qualcosa di importante? Quando gli dico che qui a Venezia, quando ho presentato i miei studi, tutti mi hanno riso dietro e mi hanno trattato malissimo, non ci credono e rimangono estremamente stupiti. Tutti i miei studi, tutte le mie ricerche riguardano Venezia, ma a Venezia non posso esporle. Io lavoro moltissimo con le altre città, soprattutto nel bellunese, cosa che sembra quasi fuori luogo, essendo io veneziano, ma trovo molta più apertura lì che non qui. Purtroppo per noi giovani è veramente difficile riuscire a trovare un lavoro qui a Venezia, soprattutto se, appunto, come ho detto precedentemente, cerchiamo qualcosa che esuli dal trattare il turismo. Quando noi cerchiamo di farci strada in un mondo che assolutamente è inflazionato perché ci sono moltissimi studiosi, comunque moltissimi laureati nel nostro settore, ma quando abbiamo anche qualcosa di nuovo da dire non ci viene concesso perché non facciamo parte di una determinata categoria di persone, non facciamo parte di quella determinata cerchia di famiglia che può tutto. Purtroppo ci troviamo in una condizione un po' difficile da affrontare. Speriamo sempre nel futuro noi di Venezia perché crediamo in esso e vediamo anzi che molti privati, molte persone che comunque esulano da questa cerchia di famiglie cercano di fare qualcosa per Venezia e anzi sono quelle che riescono a far di più per Venezia perché sono quelle che veramente credono in lei e non la valutano solo come una gallina da spennare, che non vedono in lei un qualcosa di economico, un qualcosa da trarre solo vantaggio, tutelando la propria piccola cerchia abitativa dove risistemano tutto, dove la polizia controlla e lasciando il resto allo sbando. Ci sono alcune persone che credono in Venezia e che sono sicuro riusciranno a fare. Noi speriamo veramente che l'amministrazione, il comune, riesca in qualche modo a sovvertire questa legge non scritta che sta purtroppo portando Venezia allo sfacelo. Spero veramente che queste persone riescano a fare, spero veramente che si cambi la controtendenza, se non per me, ma almeno per le generazioni future, perché come me molti giovani si scoraggiano. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha appoggiata e che perciò mi ha fatto continuare negli studi, comunque mi appoggia in tutto quello che faccio, credi in me, ma molte famiglie che si trovano più svantaggiate non possono continuare a dare tutto questo appoggio ai propri figli e sono costrette a dover interrompere le aspirazioni che sono più che giuste e che potrebbero portare ad un futuro davvero migliore e a migliorare anche la città e ad attirare una determinata gamma di persone che non sono quella a cui siamo abituate, ma che in verità sono quelle di un turismo che certo fa vivere Venezia, è vero, però la sta facendo morire. Chi come me è nato in una Venezia di 30 anni fa
e ha visto fino a 20 anni fa, perché 20 anni fa Venezia era un qualcosa di totalmente diverso, sa qual era la differenza tra il turismo elitario e il turismo di adesso. Cioè sapeva che una persona dell'epoca era una persona colta, raffinata, che chiedeva determinati servizi e chiedeva anche determinate cose, tra cui l'artigianato, chiedeva la competenza delle persone, chiedeva persone specializzate e non veniva qui semplicemente perché Venezia è bella, perché vedono la pubblicità di Trivago alla TV o perché gli arriva la pubblicità su YouTube. Venivano perché erano consapevoli di quello che fosse Venezia. E queste persone che come me cercano di far rivalutare Venezia, cercano proprio questo, di far sì che Venezia ritorni quello che era e di far sì che venga conosciuta non per una città, che è bella. Cosa significa? Quando si chiede poi perché è bella, cade il palco, nessuno sa rispondere. Stiamo cercando di tirare e di far sì che le persone vengano perché Venezia è quello che è, ha secoli di storia, millenni di storia, a differenza di tutte le grandi capitali non è stata rasa al suolo e conserva testimonianze che vanno dal Medioevo sino all'epoca contemporanea, tutte degne di nota. Come me, tutti ci troviamo in difficoltà perché appunto anche se abbiamo qualcosa di grande da dire non possiamo farlo perché ci troviamo l'amministrazione che se ne disinteressa, le persone che potrebbero aiutarci ci trattano male, ma non perché siamo veramente persone svilite culturalmente, ma semplicemente perché non siamo loro amici, non facciamo parte di queste determinate persone che hanno in mano tutto e che purtroppo sono cieche di fronte al futuro di Venezia, perché piuttosto che riuscire ad appoggiare un giovane che vedono promettente, preferiscono appoggiare un loro amico che per quanto possa essere amico comunque non riesce in determinate cose. Purtroppo quello che ci sta dando l'amministrazione attuale è proprio questo, ci sta dando la visione di una città che è in mano a persone che certo cercano di fare ma che non hanno i mezzi per farlo. E ci sono invece persone che da privati cittadini si mettono contro tutta questa gerarchia e cercano di comunque andare contro la tendenza comune e cercano di far vivere Venezia, perché messa così Venezia veramente nello stato attuale sta morendo, è un cadavere in putrefazione su cui solo possono banchettarci insetti sacrofagi, ma noi stiamo cercando veramente di farla essere una persona viva, di essere una Venezia viva che certo ha tutte le sue caratteristiche, ha tutte le peculiarità, è fragile, è una realtà piccola, è una realtà che può offrire poco, ma in verità può offrire moltissimo. Non esistono solo gli alberghi, non esiste solo il turismo, esiste quella che è la cultura di Venezia, quello che può diventare, quello che era, perché un tempo lo era, solo che gli ultimi 20 anni l'hanno ridotta a una sorta di carcassa vuota, a un fantasma, una scenografia di marmo, tanto che i turisti stessi ci chiedono: ma ci abitano a Venezia? Ma ci sono persone che abitano qui, cioè come se veramente fosse una sorta di Gardaland. Quando scoprono che ci sono dei veneziani si stupiscono, quasi veramente fosse un parco a tema che poi a una certa ora viene chiuso, in cui i veneziani aprono le case solo per appunto fare un bello spettacolo per il turismo. È veramente contro questo che vogliamo combattere, contro questo che cerchiamo di portare avanti sempre il nome di Venezia. Non cerchiamo di dire Venezia prontata al futuro, noi cerchiamo di farla rivalutare per quello che era, facendo capire l'importanza storica e artistica che ha avuto. Però purtroppo al momento attuale delle cose noi ci troviamo di fronte a un muro di gomma contro cui rimbalza tutto, perché questa è la realtà dei fatti attuale.